nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Le banche tornino a fare le banche. Ecco una parola d'ordine chiave, importante, che stana una contraddizione, un non detto, spesso un rimosso della contemporaneità. Questa parola d'ordine l'ha scandita il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti all'assemblea annuale dell'ABI, l'associazione delle banche, quindi l'ha consegnata, diciamo, direttamente al destinatario. Non si può, come dire, accusare di aver edulcorato il messaggio, in questo caso il ministro Giorgetti. Ed è una parola d'ordine dannatamente importante, anzitutto per le motivazioni di scenario che ha messo sul tavolo Giorgetti, che giustamente ha ricordato alcuni dati macroeconomici oggettivi, il record dell'occupazione sopra il 65%, le previsioni di tenuta oggettiva dell'inflazione in un momento storico internazionale per molti versi drammatico, quindi contestualizzate delle stime diciamo confortanti in prospettiva sulla tenuta dell'inflazione. Ricordiamo che c'è uno spread per ritrovare uno spread così basso, perché voi sapete che lo spread è il dogma di riferimento quando ci sono i governi tecnici o del PD, ammesso ci sia una differenza tra questi due. Quando c'è il centrodestra invece lo spread diciamo incredibilmente sparito, un'entità fantasmatica. Perché è sparito? Perché è bassissimo. Per ritrovare un livello così basso bisogna tornare alla fine del 2010. Guarda caso governo di centrodestra, ultimo governo Berlusconi, ultimo governo votato dal popolo prima di questo, en passant. Detto questo, dato questo scenario, dice Giorgetti, è ora che, visto che le banche sono tra i soggetti che hanno maggiormente beneficiato della sostanziale tenuta della finanza pubblica, dell'abbassamento dello spread, del miglioramento dei fondamentali macroeconomici e anche della stabilità di governo, detto tutto questo, tornino a fare le banche sostanzialmente, a incarnare la loro missione prima e originaria quando vennero fondate, voglio dire, la missione che le connota fin dal Rinascimento italiano, in teoria, quella di fornire il credito a famiglie e imprese, di dare sponda a chi ha un'idea e dimostra un piano credibile per perseguirla, per creare ricchezza, per migliorare il benessere suo e a cascata, con quella che un signore che si chiamava Adam Smith definiva mano invisibile, della società. Quella è la missione per cui esiste la banca, la genesi della banca è quella, mentre nell'ultimo periodo, come ha all'uso e neanche tanto all'uso giustamente il ministro Giorgetti, si sono concentrate o su gestire ricchezza esistente o su trasformarsi solo in intermediari di operazioni finanziarie spesso meramente virtuali, non in soggetti sostenitori dell'economia reale, con un loro legittimo ritorno ovviamente, perché questo sono le banche, aziende atipiche che devono avere un loro ritorno e che nascono per sostenere famiglie e imprese nell'economia reale. L'economia reale, soprattutto dato il momento storico italiano, sta andando bene, sta andando meglio di altri paesi, sta andando per esempio meglio della maniloquente locomotiva franco-tedesca, che invece ha problemi industriali in Germania e anche di fondamentali finanziari in Francia notevoli. Non ci sono più scuse, sostanzialmente, dice Giorgetti, e semplifichiamo noi, non ci sono più scuse perché le banche non tornino a fornire il credito a famiglie, imprese, soprattutto microimprese, giovani start-up, insomma a coloro che combattono nella trincea dell'economia reale. Le banche tornino a fare le banche. Grazie a tutti e a presto. Tra un manifesto e lo specchio